Eccoci qua, cari amici della Tenda TV, ci ritroviamo in Piazza Flaminio pronti per dare il via ufficiale a quelli che saranno gli eventi di Sant'Augusta, proprio ai piedi del Monte della Santa. Da partire dal 17 di agosto fino al 22 ci saranno una serie di intrattenimenti, di spettacoli legati proprio al ricordo di Sant'Augusta. Proprio in questo ambito ricordiamo che i festeggiamenti si inseriscono in quello che è la tradizione religiosa dedicata alla Santa, che avrete modo e potete consultare tutti quelli che sono gli eventi liturgici legati proprio al santuario, li potete trovare sul sito della diocesi oppure sul sito di Sant'Augusta, www.santaugusta.org, dove naturalmente sono pubblicati tutti gli eventi, oltre naturalmente alle pagine social dove potete trovare tutti quelli che sono gli appuntamenti, e sono molti dal punto di vista liturgico, proprio perché ricordiamo è una festa religiosa a cui da secoli si associa tutto quello che è lo spettacolo e la cultura. Come da tradizione arriva agosto, arriva Sant'Augusta e il Comitato Festeggiamenti di Sant'Augusta non si fa cogliere impreparato in quelli che sono gli eventi a corollario della tradizione religiosa di Sant'Augusta. Anche quest'anno ci saranno tutta una serie di iniziative che spaziano dalla musica alla cultura, organizzate all'interno del centro storico di Serravalle, occupando tutte quelle che sono le diverse piazze, da Piazza Flaminio a Piazza Tiziano Vecellio e naturalmente Piazza Minucci. Per quanto riguarda l'aspetto culturale, quello legato al mondo dei libri, che oramai è un elemento imprescindibile di Sant'Augusta, ricordiamo tre appuntamenti molto importanti. Il primo, che riguarda proprio il tema che oramai è in voga in questo periodo, che è il tema dell'UNESCO, riguarda il libro scritto da Giovanni Carraro, Alla scoperta delle colline del Prosecco, che si svolgerà il giorno 18 agosto alle ore 18 presso il ridotto del Teatro da Ponte. Con questo libro Giovanni Carraro ci porterà a conoscere tutti quelli che sono i percorsi che si possono fare all'interno delle colline del Prosecco. Si parla di 55 km, ma non svegliamo niente. Giovanni Carraro ha già fatto qualche narrazione, ma diventa l'occasione interessante per venire a conoscere da vicino questo libro, come è nato, e capire proprio anche l'avventura vissuta da Giovanni Carraro nel percorrere tutti i sentieri. Altro appuntamento legato alla cultura e al mondo dei libri sarà per sabato 19, sempre in quel del ridotto del Teatro da Ponte. Con ospite speciale avremo Monsignor Giacinto Marcuzzo, che è vescovo emerito del Patriarcato Latino a Gerusalemme, che ci accompagnerà a conoscere i libri curati da Nicola Scopelliti, che sono Il postino di Dio e Giocare con Dio. Si tratta di due tomi scritti dal giornalista del Gazzettino Nicola Scopelliti, che ci portano a conoscere la figura di Papa Luciani, quindi con tutti quelli che sono dei dettagli particolari legati alla sua storia, vissuti anche attraverso testimonianze. Tra queste ricordiamo anche la unica, in questo caso, testimonianza pubblicata di Papa Benedetto XVI, che è proprio all'interno del libro Il postino di Dio. E arriviamo all'appuntamento di domenica 20 agosto, sempre alle ore 18, appuntamento che si svolgerà tra Palazzo Todesco e il ridotto del Teatro da Ponte, con un appuntamento curato da Carta Carbone. Ricordiamo, Carta Carbone è un bellissimo festival legato al mondo dei libri, che ha unito una grande collaborazione con il Comitato Festeggiamenti di Sant'Augusta in questi anni, e qui viene naturalmente a fare un laboratorio di scrittura, quindi dedicato a tutti quelli che vogliono scrivere il romanzo della loro vita. Questo è il titolo di quest'anno. A partire dalle ore 16 potranno trovarsi assieme a degli esperti per fare questo bellissimo laboratorio. Poi a partire dalle ore 18 ci sarà l'appuntamento con la presentazione del libro, sempre come dicevo al ridotto del Teatro da Ponte, Una pinta di nuvole di Dario Meneghetti.
E veniamo a quelli che sono gli appuntamenti che nelle diverse sere ci terranno compagnia nelle diverse piazze. Allora, cominceremo come oramai tradizione il 17 di agosto con la cena in stile, che quest'anno ci porta nel clima caraibico, che è giusto proprio per Serravalle nel periodo estivo. Speriamo quest'anno non sia così fresco come è stato finora. Ci porterà a vivere con dei ristoranti della zona che hanno deciso di aderire alla cena in stile, in cui verranno proposti dei veri e propri piatti in stile caraibico. Quella sera, che sarà naturalmente in piazza, principalmente in piazza Flaminio, ci sarà la possibilità di ascoltare anche della musica che arriva direttamente da quei luoghi, con Los Garridos che ci accompagneranno in questa serata di degustazione che dà di fatto il là ufficiale ai festeggiamenti di Sant'Augusta. E poi si parte con il 18 di agosto con tutti quelli che sono gli eventi, a partire dalle ore 17:30 in piazza Flaminio, spettacolo per i bambini con Mago Manuel e le letture a cura di Leggiamogli Forti della Biblioteca Civica di Vittorio Veneto. E poi altri appuntamenti: ci sarà lo street food in piazza Tiziano Vecellio a partire dalle ore 19 con l'accompagnamento di Americana Acoustic String, che poi ci porteranno a un altro appuntamento, quello delle ore 21 in piazza Minucci, dove ci sarà il concerto di Rita Piaia e Ariel Trio. E siamo a sabato 19 agosto, giornata che comincia con i bambini. Ricordiamo infatti oramai la lunga tradizione del Comitato Festeggiamenti Sant'Augusta nell'organizzare il mercato dei bambini. Per chi non lo sapesse ancora, ma oramai è una cosa arcinota, però lo spieghiamo, è un mercato in cui i bambini possono scambiare fra di loro i giochi secondo un particolare regolamento che decidono al momento i vari venditori e acquirenti. È un appuntamento che oramai è sentitissimo, che vede la partecipazione di tanti bambini e che si svolgerà proprio sabato 19 a partire dalle ore 17:30. Cominceranno a trovarsi e andranno avanti in questa kermesse, diciamo, di attività di compravendita in piazza Flaminio. Poi ricordiamo che ci sarà l'altro appuntamento a partire dalle ore 19 sempre in piazza Vecellio con l'appuntamento dedicato agli street food, che in questo caso saranno accompagnati da Rudemà, un altro spettacolo musicale interessante, per arrivare alle ore 21 quando ci sarà Ascoltando i Pooh. Avremo una serata cover dedicata proprio a questo gruppo che ha fatto la storia della musica italiana. Alle ore 21 in piazza Minucci ci accompagnerà e ci terrà compagnia tutta la serata. E siamo a domenica 20 alle ore 17, sempre l'appuntamento dedicato ai bambini con il mercatino dei bambini in piazza Flaminio, e poi comincia come sempre la serata, si allarga alle diverse altre piazze. Alle ore 19 avremo in piazza Tiziano Vecellio avremo l'appuntamento con gli street food accompagnati dalla musica di Media 49, mentre a partire dalle ore 21 ci sposteremo in piazza Minucci, dove ci sarà Ivo i Banditi che ci terranno compagnia in una serata musicale tutta da scoprire. E poi in piazza Flaminio a partire dalle ore 21 sempre ci sarà un altro concertino, le True Electric, che ci terranno compagnia con una musica elettronica, una musica molto particolare da ascoltare. E siamo alla serata clou, la serata dei fuochi di Sant'Augusta, i fuochi di Sant'Augusta come si dice nella antica tradizione. A partire dalle ore 19 ci sarà il primo evento che aprirà la serata, lo ricordiamo, piazza Vecellio con il Luelo, che nell'ambito degli street food ci terranno compagnia. Poi alle ore 21 ci sarà in piazza Minucci con Vertical Smile, che ci porteranno in una serata allegra fino a farci raggiungere il clou, che è il momento topico dei fuochi di Sant'Augusta. Ma ci sarà anche un altro concerto, ci sarà in piazza Flaminio con Alberto Visentin, che ci terrà compagnia anche lui attendendo i fuochi di Sant'Augusta. Allo scoccare della mezzanotte dal campo fuochi partiranno naturalmente quelli che sono i colpi distintivi per lo spettacolo pirotecnico che oramai da secoli ci tiene compagnia. E siamo al 22 di agosto, giorno di Sant'Augusta, quindi cosa fondamentale, onorare la santa salendo il colle. Ricordo che
giusto in quella giornata ma anche i giorni precedenti ci sono degli eventi religiosi da seguire che potete, ricordo ancora una volta, trovare sul sito della diocesi oppure sul sito di Sant'Augusta, www.santaugusta.org. In quella giornata oltre agli appuntamenti di festa, ci saranno ancora le giostre qui nella zona vicina al centro storico, alle ore 22 il Comitato Festeggiamenti di Sant'Augusta ha organizzato come oramai tradizione, un momento di chiusura di quelli che sono i festeggiamenti della Santa proprio al santuario di Sant'Augusta con Giovanni Betto, che ci porterà con Reading, ci porterà in un viaggio della lettura con la sua voce e con il suo trasporto, come sicuramente sa incantare lui le persone. Questo è un ricco programma che quest'anno troverete a Sant'Augusta, organizzato, lo ricordo, dal Comitato Festeggiamenti di Sant'Augusta in collaborazione con il Comune di Vittorio Veneto. Un grazie particolare a tutti gli sponsor che sostengono l'iniziativa. Quindi noi vi aspettiamo in piazza per festeggiare la Santa nel modo migliore, ricordo con i vari appuntamenti che vanno dal culturale al musicale, quindi abbiamo di tutto un po' per vivere alla grande questa estate serravallese e vittoriese naturalmente. Quindi appuntamento in piazza per vivere alla grande Sant'Augusta 2023.